L'onorevole Giuseppe Infurna presenta oggi la sua candidatura a sindaco di Favara, una forte coalizione di centrodestra con diverse liste civiche. Perché Peppe Infurna si candida a sindaco di Favara? Perché c'è una pazzia sana che me lo fa fare. Intanto dobbiamo sapere che fino a qualche mese fa per me era lontana dalla mia idea candidarmi a sindaco di Favara. Io non mi candido perché ho la voglia di farlo, mi candido perché c'è il bisogno in questo paese di candidare. Me lo hanno detto in tanti, sono venuti dicendomi la prima volta, noi abbiamo bisogno che tu scenda in campo perché questo paese in questo momento ha tanto bisogno. Ha bisogno di uomini come te che conoscono bene il paese, che conoscono i problemi del paese, che hanno la voglia di fare. Io inizialmente avevo detto non sono interessato. Ma di fronte a una chiamata alle armi non posso che dire obbedisco. Obbedisco perché questa città merita il meglio. Io credo che lo posso dare tanto ed è il mio dovere farlo, è il mio dovere scendere in campo, so che la partita è difficile, so che è difficile amministrare questo paese perché lo conosco bene, perché conosco quali sono i problemi, ma so anche come risolverli, con la giusta determinazione e con la voglia di farlo. Tanti problemi, lo avevi accennato, un paese difficile con tante problematiche. Quale potrebbe essere il primo argomento eventualmente da affrontare da sindaco? È chiaro che la questione dell'altezza urbana è sotto gli occhi di tutti, è un'emergenza. Credo che lo diventerà anche negli altri comuni da qua a qualche giorno perché un contatto caperso di questo non si può accettare. E credetemi, se io sarò sindaco la prima cosa che farò è che non accetterò assolutamente questo contatto. La pulizia del paese va fatta bene, però col giusto dovuto. Le tasse si pagano, ma giuste. Non è possibile che i cittadini abbiano sulle proprie spalle un contratto così oneroso e una pulizia insufficiente. Questa sarà una delle prime battaglie che faremo nei primi giorni. Poi chiaramente ci sono tante altre tematiche. Non ultima il cimitero, l'acqua, le strade, il fatto che non abbiamo un corpo di vigili urbani a Favara. Non è possibile che questa città diventi un Far West. Dobbiamo normalizzare questo paese. Per farlo c'è bisogno di tutti e io sono qua a mia disposizione. Dicevamo una coalizione di centrodestra e un buon numero di liste civiche. Sì, sicuramente sì, questo mi ha spinto. Mi hanno spinto più le liste civiche e mi ha spinto più il fatto che abbiano accettato il progetto. Perché io sono un uomo al di sopra delle parti, io non ho un'appartenenza politica, non ho una tessera di partito, ho detto sì alle mie condizioni. Le mie condizioni sono che io sono un uomo libero, un uomo di centrodestra che guida una coalizione. Se ci crediamo tutti, lo facciamo nell'interesse del paese. Io non ho voglia di fare politica per obiettivi diversi che possono essere le elezioni regionali dell'anno 21 per qualcuno. Io se mi metto a fare politica lo faccio solo ed esclusivamente per questo paese. 10 ottobre appuntamento importante per Favara, l'elezione del sindaco. Forza Italia è qui presente per sostenere Peppe Infurna. Sì, più convinta che mai Forza Italia scende in campo a Favara per dare ai favaresi una stabilità amministrativa e risolvere le tante criticità che Favara ha. Noi ci siamo come partito, ci siamo come coalizione. Questa sera la presentazione non lascia dubbi a quello che è il lavoro che il candidato sindaco assieme alla coalizione porterà avanti, questo orgoglio favarese che deve emergere. I deputati possiamo essere a supporto, ma Favara è dei favaresi e devono scegliere un candidato che appartiene e ha l'identità di questa terra per risolvere i tanti problemi che ci sono. Quella di questa sera è veramente è stato un momento esaltante, un momento bellissimo dove ho visto tanta gente convinta di riappropriarsi del proprio territorio, di riappropriarsi della propria storia, di riappropriarsi della propria identità. Questo è quello che auspicano i favaresi per questa città ed è quello che Forza Italia auspica a questa coalizione che oggi parte in una campagna elettorale che non sarà facile, non sarà semplice, sarà una campagna elettorale bella all'insegna dell'entusiasmo che questa sera ho colto venendo a Favara. È un candidato che ha un'esperienza, è un candidato che rappresenta il territorio e io ritengo che insieme con tutte le forze che vogliono mettersi a disposizione di un progetto
affinché in una condizione difficile si riesca a dare il meglio per questa bellissima città. Coalizione di centrodestra, grandi forze civiche. Sì, io penso che mettere insieme i partiti del centrodestra e soprattutto rappresentativi del territorio, forze civiche, sia un buon segnale e soprattutto un progetto che può dare, ma soprattutto un progetto vivo, fatto di uomini che vivono il territorio ogni giorno e che conoscono bene quella che è la realtà cittadina. Possiamo dire la prima uscita pubblica dell'onorevole Pullara dopo l'adesione alla Lega? Assolutamente sì, abbiamo deciso con un gruppo di colleghi deputati di aderire a questo progetto della Lega che, devo dire, si è aperto ai moderati e diventando un partito assolutamente centrista e moderato. Questo ci ha consentito di aderire e riteniamo possa essere anche in Sicilia una risposta. Il primo banco di prova, se così possiamo parlare, per elezioni locali potrebbe essere qui a Favara? Assolutamente sì, penso che tra l'altro oltre ai partiti ci saranno liste di centro, liste civiche che appoggeranno questa candidatura che riteniamo possa essere vincente e la risposta corretta per questa città. Dicevamo poco fa all'onorevole Infurna, candidato a sindaco di Favara, una strada in salita e difficile. Assolutamente sì, devo dire Favara ha bisogno di una risposta concreta su diversi fronti. Riteniamo che Infurna, Peppe Infurna sia la risposta giusta.